a cominciare dalla introduzione del capo compartimento della viabilità ANAS per il Veneto, quello dell'ingegner Fabio Arcoleo. Prego. Buongiorno a tutti, vi do alcune notizie tecniche sull'opera che andiamo ad aprire. Si tratta del lavoro di completamento del quarto lotto della tangenziale di Portogruaro, ha una lunghezza di 3 km e 100 metri, inizia in corrispondenza dello svincolo con la strada provinciale 251, scusi, Viale Udine, e termina in corrispondenza del chilometro 63,500 della 14. Diciamo consente il completamento della tangenziale che ora acquisisce la lunghezza definitiva di 8 km e 100 metri circa e consente di bypassare il centro abitato di Portogruaro con un notevole vantaggio per sia per la sicurezza sia per la fruibilità del centro stesso. Ha la sezione classica di 10,50 m di larghezza, due corsie da 3,75 ciascuna più due banchine laterali da 1,50 m. Le due opere fondamentali più importanti sono il viadotto in corrispondenza della rotatoria su Viale Pordenone, che è lungo 345 metri, 5 campate da 57 metri e le due di testa di 30 metri, e il viadotto che vediamo qui in prosecuzione del lotto, il viadotto Palazzetto, lungo 516 metri, sono 8 campate da 57 metri, una campata da 64 metri che scavalca la linea ferroviaria Brescia-Trieste e le due campate terminali sempre di 30 metri. Particolarità di queste opere sono in acciaio calcestruzzo e acciaio tipo Corten, che è un acciaio che esposto all'aria si ossida e quindi produce quel colore caratteristico marroncino e comunque che lo protegge proprio dalla ruggine. Assieme al lotto apriremo anche i due svincoli, quelli in corrispondenza di Viale Udine per le due rampe che vanno da e per Trieste e lo svincolo sull'SP 92. Tecnicamente l'opera è così realizzata. Permettetemi soltanto di ringraziare lo staff del compartimento della viabilità per il Veneto che ha collaborato per la realizzazione di quest'opera, le imprese esecutrici, la Sacramati, la Andreola, Beozzo e Paccagnani, le maestranze alle quali va un particolare applauso perché in questo cantiere non si sono verificati infortuni di sorta. Questo